Buongiorno amici, benvenuti a Post-it dal Polesine, una nuova puntata che parlerà del Polesine e dei suoi protagonisti. Oggi i nostri fari sono puntati sulle partite IVA. Partiamo subito con un video che presenta un momento della manifestazione nazionale delle partite IVA che si è tenuta a Roma il 10 marzo scorso. Vi faccio ascoltare proprio l'intervento della nostra ospite che è qui in studio adesso a Rovigo Oggi, ma ecco il video di quella giornata. Da Osta e al dottor Pagan e adesso la dottoressa Monica Nale. A lei la parola. Buongiorno a tutti, io sono Monica, sono il coordinatore del Veneto, sono prima di tutto un dottore commercialista, però sapete una cosa? Io nel cuore sono la vera partita IVA. Io capisco tutti voi perché tutti voi potreste essere i miei clienti. Io sono vicino ai miei clienti in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, perché il problema delle partite IVA non è nato con la pandemia. Il problema delle partite IVA nasce già con la crisi del 2008. Crisi del 2008 a cui noi tutti abbiamo fatto fronte. Non ci ha aiutato nessuno. Abbiamo pagato gli stipendi, abbiamo pagato i fornitori, abbiamo pagato i mutui. E che cos'è che non abbiamo pagato, che semplicemente abbiamo ritardato di pagare? Lo Stato ce lo permetteva e abbiamo detto, senti, le imposte le paghiamo a rate, le rate con l'avviso bonario non riusciamo a pagarle, vabbè dai, paghiamo le cartelle esattoriali. Ecco, noi oggi siamo... Da Roma a Rovigo, eccoci qui con Monica Nale. Benvenuta Monica. Grazie mille. Commercialista rodigina, rappresenta le partite IVA del Veneto. È coordinatrice dell'associazione Partite IVA Insieme per Cambiare del Veneto ed è componente del medesimo centro studi. Parliamo quindi di quella categoria di lavoratori indipendenti, flessibili, liberi professionisti, i più disponibili del mercato, tra l'altro, pur garantendo professionalità ad alto livello se parliamo di professionisti, oppure le piccole attività che idealmente sono pronte a tutto e che non temono il mercato del lavoro. Infatti, sono partite IVA. Alla dottoressa Nale chiedo prima una fotografia della categoria. Quante sono in provincia di Rovigo le partite IVA? Allora, nella provincia di Rovigo si contano quasi 30.000 partite IVA. Accidenti. Sì, sono parecchie. Sì. Diciamo che non è il dato attuale ad oggi, nel senso che non è specifico del 2021, perché a parere mio 2021 c'è il calo, ma il calo più forte lo sentiremo probabilmente nei prossimi mesi, perché ancora tanti continuano ad avere speranze, a nutrire Sì. speranze di qualche miglioramento. Purtroppo, quando arriveranno le cartelle esattoriali che, stante il decreto sostegni, dovrebbero arrivare a partire da maggio, da quel momento probabilmente assisteremo a un'ulteriore caduta del numero delle partite IVA esistenti e probabilmente anche dell'aumento delle procedure concorsuali presso i tribunali. Di che percentuale si ipotizzano di questa moria? Allora, è difficile fare quantificare esattamente quanto Sì, potrebbero essere, perché dipende da una moltitudine di variabili. Consideriamo che la partita IVA può essere sia il singolo lavoratore autonomo, sì. quindi chi non ha dipendenti, lavora per conto proprio, chi fa il giornalista, chi fa il commercialista e lavora da solo, come esistono le partite IVA che invece hanno un certo quantitativo di dipendenti e per queste partite IVA probabilmente non c'è la chiusura della partita IVA, ma c'è il licenziamento non appena sarà possibile perché ci sarà il via libera prima o poi da parte del governo, quindi ridurranno i propri costi con l'intervento sulle proprie maestranze. Anche Certo. qui vicino a noi abbiamo alcuni bar che in questo momento hanno tutti i dipendenti in cassa integrazione e ai quali è già stato detto che non appena sarà possibile procederanno con i licenziamenti. E quindi insisto da 30.000 a quanti potremmo diventare? Quante potrebbero Io essere le penso partite IVA un che 15, sopravvivono? potremmo essere attorno ai 20.000, però ripeto, potrebbe essere anche una stima sottostimata, nel senso che potrebbero essere anche Sì, molte di più. ho capito. E cosa è successo in questo maledetto anno di pandemia per queste categorie di lavoratori che appunto, ripetiamolo, sono tra i più virtuosi del mercato del lavoro?
Purtroppo è successo di tutto in quest'anno, ma non è figlio solo di quest'anno. I problemi delle partite IVA sono un pochino più anziani, chiamiamoli anziani, no? Come ho detto a Roma, i veri problemi nascono con la grande crisi del 2008 che si è trasferita in Italia attorno al 2010-2011, quindi ha iniziato i gravi problemi delle partite IVA. L'abbiamo visto a numeri perché partite IVA si sono chiuse, ma perché è aumentato il numero, come dicevo prima, delle procedure concorsuali presso i tribunali. Quindi abbiamo avuto la chiusura di aziende importanti, concordati preventivi importanti. Sì. Perché? Perché non si veniva più pagati dai fornitori, pertanto non si riusciva a far fronte ai debiti che uno aveva accumulato e ai quali aveva fatto fronte fino a qualche mese precedente, il calo dei consumi. Per cui il problema delle partite IVA è Un un problema. cortocircuito in pratica, un cortocircuito economico, Sì, l'economia attorno è un problema all'azienda che o alla partita IVA. ha origini effettivamente un pochino più lontane. Quest'anno purtroppo il problema è esploso, nel senso che già eravamo in situazione di difficoltà. Come io ho spiegato, no? 2012-2013 le partite IVA cominciano ad avere i primi problemi. Sì, Paghi i dipendenti perché li devi pagare, paghi i mutui perché li devi pagare, devi dar da mangiare ai figli, devi sostenere la famiglia. Per cui che cos'è che non paghi? Visto che lo Stato te lo permette, dici vabbè, ritardo un attimino di pagare le imposte, certo. ritardo e poi faccio il ravvedimento operoso. Non ce la faccio a fare il ravvedimento operoso entro i termini, per cui mi arriva l'avviso bonario. Va bene, dai, ok, lo Ce la rateizzo, faccio. Sì. ce la faccio. Non ce la faccio più nemmeno a sostenere la rateazione dell'avviso bonario. Beh, dai, come ultima istanza mi arriva la cartella. Certo. Ecco, noi siamo un popolo di partite IVA con le cartelle. Mm. Questa è la verità. Succede che con questa pandemia, con il blocco delle attività, perché il primo lockdown ne ha bloccate moltissime di attività, e sono venuti a mancare quel flusso di cassa che permetteva La la sopravvivenza. sopravvivenza. Sì. Fa specie poi che ci sia stata tanta preoccupazione per lo smart working delle pubbliche amministrazioni, per le condizioni di lavoro di chi ha un reddito fisso e un impiego fisso, mentre le partite IVA sono state considerate l'ultima ruota del carro. Ho capito male io o è andata proprio così? Allora, io non vorrei entrare in conflitto con i lavoratori dipendenti e men che meno con i lavoratori pubblici, per i quali nutro il massimo rispetto e ritengo che svolgano un lavoro egregio per la nazione. Però non possiamo esimerci dal fatto di dire che il loro stipendio è stato garantito durante tutto l'anno, nonostante ci fossero momenti particolarmente difficili in cui le partite IVA non avevano alcuna forma di sostegno. Il fatto dello smart working, che può essere, se vogliamo, criticato o giudicato, ecco, mettiamola così, è un'attività che sicuramente ha creato molteplici problemi a tutti coloro che lavorano con la pubblica amministrazione e che necessitavano di risposte particolarmente urgenti e si trovavano, ahimè, a dover attendere tempi quasi biblici perché effettivamente il dipendente pubblico era in smart working. Devo dire che è stato utilizzato anche dalle aziende private, Certo. perché molte banche lo hanno utilizzato, in alcuni casi l'abbiamo utilizzato anche noi come studi professionali, però ovviamente con metodologie e con tempistiche differenti. Poi lo smart working in alcune zone, tipo i capoluoghi di regione o tipo Roma Capitale, ha creato tantissimi altri problemi a tutto l'indotto dei ristoratori, per Sì. esempio. E quindi diciamo che il non far uscire la gente di casa ha fatto sì che tutto il settore del commercio purtroppo subisse una stretta importante. Altro che. E lo scorso anno, durante il governo Conte, le partite IVA hanno avuto dei ristori. Quali sono stati? Allora, io penso che ve lo ricordiate tutti, il primo grande contributo che è stato dato, lo chiamo grande,
perché fu eclatante la cosa, fu il contributo INPS. Se voi vi ricordate tutti, ci fu un problema proprio di collegamento, ci fu un problema Sì, con lo il ricordo. presidente dell'INPS e furono chieste anche le sue dimissioni proprio per questo motivo. Fu un intervento a pioggia, nel senso che venne dato a chiunque avesse avuto l'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti dell'INPS, indipendentemente da quello che era il reddito che la persona percepiva, aveva percepito o percepiva nel momento, Sì, per cui fu dato a pioggia, sì, con tutti i limiti degli interventi a pioggia, perché ovviamente sono stati dati in misura uguale sia a chi in quel momento era fermo e non lavorava, sia a chi invece, perché poteva, ha lavorato. certo. Ed ora invece il decreto... Chiedo scusa, Sì, oltre a quello poi c'è stato il ah famoso ecco, sì, fondo perduto, perché sì, poi ce lo dimentichiamo, il fondo perduto che è stato riproposto in seconda battuta, la prima con istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate, il secondo invece automatico, e quello aveva il limite che dovevi dimostrare un calo di fatturato per i mesi di febbraio e marzo, e anche lì parecchie critiche sono state sollevate, non sono state risolte ed è arrivato anche quello. Poi è arrivato il bonus affitti per le partite IVA che sì, ovviamente esercitavano la propria attività all'interno di immobili in affitto, sì. e dopodiché direi basta, se non vado Arriviamo errato al basta. governo di adesso, il decreto sostegni. Cosa prevede il decreto sostegni? Per le partite IVA Sì, chiaro. prevede che le partite IVA sono sempre ammazzate, povere partite IVA. Durante la manifestazione del 10 di marzo siamo stati ricevuti dal sottosegretario al Sì, MEF e abbiamo lanciato delle proposte. Purtroppo delle nostre proposte non è stato accolto assolutamente nulla, ma aggiungo che è stato ristretto ancora di più quello che in realtà veniva proposto. Questo famoso fondo perduto che viene dato oggi viene tarato in base al volume d'affari delle singole partite IVA, e su questo non avrei molto da dire. Ho qualcosa da dire in merito invece al limite, al decremento di volume d'affari che tu devi avere sì, avuto tra il 2020 e il 2019. sì, Perché ho questo grande fastidio? Ho questo grande fastidio perché il fatto che intanto il decreto sostegni si sia preso un po' più di tempo del necessario rispetto a quando doveva uscire, mi fa sorgere il dubbio che si attendesse che l'Agenzia delle Entrate fornisse tutti i dati relativi alle liquidazioni IVA del quarto trimestre, per sì, cui il governo avesse in mano effettivamente quali erano i volumi d'affari di tutte le partite IVA dell'anno 2020. Poi si è detto, se hai avuto un calo superiore al 30% puoi accedere a questo beneficio. Bene, io ho circa 150 clienti, mm, più o meno. Di questi 150 clienti vi posso garantire che ne ho almeno un 20-30% che arrivano al 28,5-29, non arrivano al 30. sì, sembra proprio Ecco, io un numero ritengo, studiato ad ecco, io hoc, questo ritengo che 30%. decidere di ristorare, perché chiamiamoli ancora ristori, perché di fatto è un ristoro, è un sostegno, ma è un ristoro, dato sulla base di un limite del 30% sia una cosa assolutamente iniqua. Doveva sicuramente essere studiato in modo tale che anche chi aveva avuto una perdita del 10%, Sì, del 20% potesse accedere a questi benefici, ovviamente proporzionalmente certo, a quant'era la propria perdita, sì, ma porre come limite questo famoso 30% non ha alcun senso. Vi spiego anche il perché. Quasi tutte quelle attività che comunque sono state ferme per 2 o 3 mesi, nei mesi successivi, per poter far fronte ai propri impegni, hanno lavorato in maniera spasmodica, ma hanno lavorato anche sotto costo. Noi non abbiamo idea di quanta gente ha venduto online piuttosto che venduto nei propri negozi, riducendo al minimo il proprio ricavo pur di sì, vendere e pur di incassare. Quindi effettivamente il fatturato, il volume d'affari anno del 2020 potrebbe non avere raggiunto
un'inferiorità del 30% rispetto Sì, all'anno ma ha precedente, svenduto, ma intendo. purtroppo il reddito non c'è. Ho capito. La vostra proposta, almeno a sentire dalla manifestazione di Roma, era una sola, condono, condono delle cartelle esattoriali. Che cosa significa di preciso la vostra richiesta? Che cosa chiede? Allora, noi chiediamo che questo Stato, faccio una premessa, chiedo scusa, quando uno ha la cartella esattoriale non è un evasore, è semplicemente qualcuno che ha dichiarato il proprio reddito al fisco, Certo, quindi non ha evaso, ma non è riuscito a pagare. Quindi non stiamo parlando dei malfattori che non dichiarano nulla. quelli sono evasori Quelli sono fiscali. gli evasori. Qui stiamo parlando di contribuenti che hanno regolarmente dichiarato, presentato modelli dichiarativi sia all'Agenzia delle Entrate che all'INPS, che all'INAIL, che agli enti impositori e che si trovano nella difficoltà di poter pagare. Quindi l'associazione partite IVA dice, bene, arriviamo in un momento di grande difficoltà, voi ci posticipate di mese in mese l'immissione, io la chiamo sul mercato, ma in realtà a casa delle partite IVA, di circa 50 milioni di cartelle. Sì, Cioè, signori, dove volete che vadano a trovare i soldi per pagare le cartelle esattoriali coloro che in questo momento non sono in stanno così lavorando. grande Sì. difficoltà? O come adesso in questo momento siamo tutti zona rossa, non stiamo lavorando? È inutile posticipare di mese in mese. L'anno scorso, nel 2020, si chiedeva l'anno bianco fiscale per l'anno Sì. 2020. Bene, io credo che il 2021 dovrebbe essere un altro anno bianco, soprattutto per l'emissione delle cartelle. Le cartelle andrebbero messe da parte. Poi andrebbe fatta una valutazione seria e dire effettivamente, signori, in quanto tempo voi potete pagarci questo debito che avete maturato? Poi è giusto che io Stato oggi, che non ti do assolutamente Niente. niente, ti venga a chiedere non solo quanto tu mi devi, ma bensì gravato di interessi, sanzioni e quant'altro. Uno Stato equo, civile e rispettoso dei propri cittadini, che si rende conto che in questo momento le partite IVA sono i più sacrificati, dovrebbe in prima battuta dovrebbe dire interessi e sanzioni non ve li diamo da pagare. In seconda battuta dovrebbe dire vi concedo uno sconto su quanto ci dovete. E poi in terza battuta dovrebbe pensare che le 72 rate, ovvero i 6 anni previsti per il pagamento rateizzato delle cartelle presso l'Agenzia delle Entrate Sì. e Riscossione, non è sufficiente. Accedere alle 120 rate oggi è complicato perché bisogna avere due indici che corrispondono a quelli previsti dall'Agenzia, che sono l'indice alfa e l'indice di liquidità. Quasi tutti non vi rientrano, pertanto minimo si dovrebbe pensare alle 120 rate famose, Certo, nonché alle 150. quasi raddoppiate quindi rispetto a quelle previste Ma questo oggi, assolutamente massime. senza bisogno di dover andare a supplicare l'Agenzia delle Entrate, ma dovrebbe essere un atto dovuto da parte di questo governo. Poi io avevo chiesto in aggiunta che si prendesse a modello quella che è la transazione fiscale che viene fatta in sede di procedure concorsuali, ovvero chi accede al concordato, chiedo Sì, scusa, piuttosto che chi accede ai piani di ristrutturazione, può trattare con l'Agenzia delle Entrate della riscossione, quindi con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate vera e propria, e chiedere allora l'annullamento di interessi e sanzioni, la riduzione del quantum e la rateizzazione in un numero di anni sufficienti per poter adempiere correttamente a quanto ci si impegna a sì, pagare. Per poter fare questo, ovviamente, bisogna avere un'asseverazione da parte di un professionista che attesti che questo piano funzionare, può certo. funzionare, eccetera, eccetera, eccetera. Però Sarebbe anche un buon piano, secondo me. sì, però il professionista non è Dio, non Ecco. può prevedere le pandemie, non può prevedere quello che succederà nei prossimi anni, quindi lo fa sulla base delle certezze acquisite oggi. Io dico, allora, Agenzia delle Entrate e Riscossione, evita di ingrassare tribunali, evita di dar da mangiare ai commercialisti, quindi lo dico anche contro la mia categoria. Lascia che l'imprenditore si autocertifichi che
riuscirà a pagarti questo in un periodo di tempo che ti definisce? Tu Sì, verifica se è buono, puniscilo severamente nel momento in cui non ti paga, rispetto. non rispetta le rate, addirittura metti in moto azioni revocatorie se ti accorgi che sta disperdendo il proprio patrimonio, ma dai la possibilità a questa gente di poter ritornare a lavorare Certo, di e recuperare la mantenere i posti di situazione. lavoro che in questo momento potrebbero andare in esaurimento. Si sperava qualcosa di più, intendo, da Draghi. Assolutamente sì. E le proteste continueranno? Le proteste continueranno nella maniera più assoluta e totale perché, come ho detto, il decreto sostegni purtroppo sostiene poco, Sì, è insufficiente per le partite sì, IVA e quindi sicuramente andranno avanti le manifestazioni. Forse non saranno più manifestazioni globali come quella che si è fatta a Roma, ma saranno manifestazioni a livello regionale, quindi presso le sedi delle regioni, sì. o, presumo, ecco. Però continueranno, assolutamente sì. Ok, quindi allora grazie a Monica Nale per questa testimonianza, un in bocca al lupo per la Grazie a voi, battaglia a favore delle partite IVA e della loro sopravvivenza. Io ringrazio voi che ci avete seguito fino a questo momento. L'appuntamento è a domani, post-it dal Polesine alle ore 17:30. Intanto, buona serata a tutti.